Sfilata delle pariglie con in testa gli sbandieratori e musici della città dei Candelieri, ripeto, associazione nata a Sassari nel 2006 e composta da circa una trentina di figuranti, tamburini e sbandieratori. Anche tornando a conoscenza finalmente dei sardi, le vicende del Medioevo sardo, appunto, intorno al 1400, quando la Sardegna ebbe la più alta espressione storica e probabilmente il periodo dal punto di vista politico migliore, quando sostanzialmente possiamo dire che eravamo uno Stato, possiamo dire che eravamo una nazione. Intorno al 1400 tocca a Tino Fenu, Luigi Uristano, Davide Fiori, Gianni Serra e Tore Montigi, tre esperti pariglianti della Sartiglia di Oristano, seguiti da Sedilo, Pier Giuseppe Spada, Efisio Zucca e Gian Basilio Tatti, Ossi, ecco, Teresa De Martis, Marta Marrosu e Antonio Maricca. Quindi Norbello, che sono già ospiti conosciuti, Renzo Mele, Mirko Oppo e Giuseppe Tatti, e a chiudere Ollastra che per la prima volta viene qui a Silanus, Giuseppe Casella, Nicola Crava, Michele Secci e Gabriele Ledda, e via a seguire tutti i pariglianti di Silanus che non vi presento perché, ripeto, li conoscete. Nutrita la presenza anche quest'anno dei Cavalieri di Silanus, e approfittiamo di questo momento per mandare un augurio di cuore, anche un applauso a Bacchisio Mura, Bacchisio che stasera purtroppo manca a questo appuntamento, Bacchisio che è stato vittima di una caduta. Sbandieratori e musici della città dei Candelieri di Sassari saranno protagonisti fra 2 giorni della festa grande dei sassaresi, la Parata dei Candelieri. Sono venuti a conferire un tocco di colore particolare quest'anno qui alla festa di San Lorenzo a Silanus. La pariglia di Oristano, la pariglia composta da Davide Fiori, Gianni Serra e Tore Montigi. A ruota la pariglia di Sedilo, Pier Giuseppe Spada e Fisio Zucca, Gian Basilio Tatti con i 2 cavalli e il centrale girato, Renzo Mele, Mirko Oppo e Giuseppe Tatti, ed è già spettacolo con la prima pariglia di Silanus, Ivan fino alla fine, ed ecco l'altra pariglia classica, Costantino, Antonio e Tino, dietro l'altra velocissime, Andrea, Angelo e Pietrino. Già in pista un altro terzetto, molto veloci, Sara Raimondo, ancora Andrea, Fabrizio e Mario, pariglie velocissime, Mauro, Tore e Marco, passaggi molto veloci, e Luca e Roberto e Giovanni nel loro elegante costume nero. E ancora Antonio e Francesco molto composti. E ancora 2 cavalieri, Renzo e Michele, bellissimi, anche più numerosi cavalieri, anche questo terzetto molto bene appaiati i cavalli, pariglia Giovanni, Marco e Tommaso, anche loro ormai 3
veterani qui del battuto di Via Stazione. Simone, ancora dobbiamo concludere il primo ciclo di passaggi. No, ecco, questo è il secondo passaggio della pariglia di Silanus, Tino, Luigi e Marco. Su 3 con il centrale girato. Allineamento dei cavalli perfetti, laterali che spingono al centro. Davide Fiori, Gianni Serra e Tore Montigi, esperti pariglianti della Sartiglia di Oristano. Evoluzione di Sedilo, risponde Sedilo con... Siamo già ai numeri, con il centrale in piedi sulle spalle dei laterali. Pierluigi Spada, Infisio Zucca e Gian Basilio Tatti rispondono subito. Anche la pariglia di Ussi, Teresa De Martis, Marta Marruso e Antonio Marica con il Ponte riuscito. Giuseppe Tatti, Ponte anche per la pariglia di Norbello. Evoluzione portata. Allora invito il pubblico a non oltrepassare le transenne. Mario, Fabrizio e Andrea, pariglia classica, cavalli molto ben appaiati e veloci. Mauro, Marco e Tore nel loro secondo passaggio. I cavalli stanno iniziando a assaggiare un po' il battuto. Luca e Raimondo, Luca e Marco a Brazzincoddu. Velocissima questa pariglia. Raimondo, Diego, Francesco e Antonio, molto ordinata e composta, i cugini Arca, molto ordinata e composta questa pariglia, ma bisogna dire che tutti i cavalli e i pariglianti che sono qui stasera stanno dando un'ottima impressione. Renzo e Michele, bravi ed esperti ormai qui sul tracciato di Via Stazione, e c'è anche la evoluzione. Fabrizio in piedi, aiutato da Bastiano. Tre cavalieri, sembrano Marco, Roberto e Giovanni. Molto bella questa pariglia, cavalli molto ben appaiati. E ancora molto veloce anche quest'altra con Simone e Francesco, pariglia con 2 cavalli, molto veloci e composti